Sicuramente una partita che già di per sé aveva i crismi della partita difficile, nel senso che andiamo su un campo importante, su un campo dove ci sarà un pubblico caldo, partecipe, esperto, di intenditori anche sicuramente, e contro una delle squadre che sono in sede di pronostico state considerate sempre fra le protagoniste, fra le titolate a un salto di categoria che peraltro è nei programmi della società nel giro di 2 stagioni. Quindi già di per sé questo aspetto ci dà l'idea di quale livello di competitività ci sarà su questo campo. Noi arriviamo con l'entusiasmo, con la carica, con l'energia che ci viene da una vittoria importante, ma anche direi apprezzabile per come l'abbiamo costruita ed ottenuta. Loro vengono da una brutta partita, al di là di questa intossicazione alimentare che li ha debilitati, così come è stato dichiarato nel dopo partita, ma insomma al di là di tutto la sconfitta di Casale sicuramente metterà grande pressione sui nostri avversari, che per gli obiettivi stagionali non possono sicuramente permettersi di partire col primo confronto casalingo che non sia una vittoria nella loro progettualità, per cui ci sarà grande tensione, grande partecipazione e un livello tecnico assoluto. Credo che dobbiamo essere capaci di prendere le molte cose buone, la capacità della squadra di giocare insieme, di cercarsi, lo spirito, l'atteggiamento difensivo, anche la freddezza con cui abbiamo gestito certi momenti nella seconda parte della gara. Non butterei via niente, perché tutto in una squadra molto giovane, tutto fa esperienza, e quindi sicuramente dobbiamo avere la capacità di limare qualche errore e di perfezionare molti meccanismi che ancora non sono al punto giusto, però ecco, credo che veramente da questa partita non ci sia nulla che dobbiamo scartare o che dobbiamo dimenticare.